Bene, un benvenuto a tutti, un ringraziamento speciale al collega Alberto Bozza che ha raccolto gli stimoli dell'Associazione dei Consiglieri Regionali del Veneto, assieme alla quale ha voluto questo momento di riflessione sulla figura di Angelo Tomelleri in occasione del suo primo centenario dalla sua nascita. Anche la sensibilità del collega Casali, che da buon veronese si ricorda la storia politica della nostra regione. Mi sia permesso innanzitutto un momento di un pensiero speciale, mi permetto di dire, ad Aldo Bottin e ai suoi familiari, a cui ci stringiamo veramente con affetto sincero. Ieri ha avuto un miglioramento importante, quindi è anche passato, diciamo, la fase critica. Io mi auguro che appunto ci sia una ripresa il più possibile veloce, un ritorno alla piena salute del presidente dell'Associazione Consiglieri del Veneto, che aveva molto chiesto anche appunto un momento di ricordo per quanto riguarda il primo presidente della Regione Veneto. Con Aldo e con Luigi, insomma, su questo ci siamo parlati più volte e anche gli uffici della Regione sono già in moto per creare diciamo, supporto fisico in forma di libro per ricordare degnamente la figura di Angelo Tomelleri, su cui si è già scritto e detto molto. Si è laureato appunto ingegnere civile, militante nell'Azione Cattolica. Tomelleri entra in politica nella DC di Guido Gonella come consigliere comunale del sindaco veronese Giovanni Uberti, assessore poi presidente della provincia fra il 60 e il 70, commissario del governo dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie assieme a Vitor Calli, vice e poi presidente dell'Auto Brennero, fu il primo presidente della regione del Veneto. Uomo dunque di grande, mi permetto di dire, potere, ma anche figura che merita di essere indagata, approfondita, come cercherò di spiegare. Tomelleri, politico veneto, punto di riferimento dell'intero nord-est, ma soprattutto un veronese doc. L'imprinting politico appunto con Giovanni Uberti, il sindaco dei poveri nella DC di Guido Gonella. Il rapporto con Giorgio Zanotto ci parlano di una dimensione particolarissima della formazione politica e dell'impegno dei Tomelleri nella Verona del vescovo Giovanni Urbani, del Monsignor Aleardo Rodella. Uomo colto, Tomelleri segnato da una caratteristica tutta veronese, per dirla con le parole di Giorgio Zanotto, quella dell'aria del Montebaldo, con cui l'ex Fucino intendeva indicare una spiritualità forte e amabile, austera e sorridente, quasi una versione novecentesca del San Zen che ride, un'aria sana e pulita, sottile e frizzante come quella che appunto scende dal Montebaldo e che noi rivediamo in quelle fotografie dove appunto Tomelleri appare sorridente, né più e né meno del San Zen che ride. Ebbene, questo democristiano fu tra i protagonisti di un momento storico particolarissimo per il Veneto e per Verona, la sua città. Nel secondo dopoguerra, come notò il professor Alessandro Mazzucco, rettore dell'Università Veronese, si avviò a Verona una riflessione stimolata dal ricco patrimonio di storia e dalla dislocazione geografica. La città era una sorta di cerniera tra varie regioni, baricentro di territori, ciascuno dei quali marginale nei confronti dei rispettivi capoluoghi di regione, Mantova, Brescia, Bergamo, Rovereto, il Vicentino. Ma Verona era anche punto di riferimento di intellettuali cattolici di primo piano, di quell'ambiente veronese e i suoi attori destinati a rilanciare il ruolo internazionale di Verona. Dice Giorgio Borelli nella sua Storia della facoltà di economia: animavano quegli uomini l'umanesimo cristiano come risposta filosofica e non solo teologica alle esasperazioni dell'individualismo e del collettivismo, il valore della persona umana, l'oggettività della giustizia, la radice morale del diritto, lo Stato al servizio del bene comune e della comunità, la giustizia sociale, i principi di sussidiarietà e solidarietà. Pensiamo a Tomelleri, presidente della provincia, in anni in cui vennero poste a disposizione delle province risorse ingenti, innanzitutto per la rete infrastrutturale viaria, sia per gli edifici scolastici,
per l'istruzione medio superiore scientifica e tecnica, sia per gli ospedali psichiatrici. In quegli anni Verona diventa anche, grazie a Tomelleri, lo snodo e la cerniera del sistema viabilistico, di quello che sarebbe stato l'incrocio tra il nord Europa e il Mediterraneo, lungo il Brennero e il corridoio 5 dell'Unione Europea Barcellona-Kiev. È la Verona che si dota di una grande fiera, la Verona che vuole e ottiene la sua università con le cliniche universitarie, oggi ai vertici della sanità europea. Con Giorgio Zanotto, Renato Gozzi, Carlo Delaini, Tomelleri fu artefice di quella stagione che aprì nuovi orizzonti alla città scaligera e al suo territorio. Possiamo allora comprendere come il piglio con cui Tomelleri affrontò la costruzione della nuova regione, partendo dalla stesura dello statuto, affidata alla commissione presieduta da un giovanissimo Marino Cortese. Erano anni in cui tutti i partiti, eccezione fatta per i Missini e i liberali di Malagodi, credevano nell'autonomia delle regioni, con i democristiani veneti particolarmente convinti della scelta autonomista, peraltro nel solco di quanto già sostenuto da Sturzo. Proprio nel decennio che lo vide alla guida della regione, Tomelleri si avvicinò sempre più ad Antonio Bisaglia, il leader doroteo che nel 1982 disse in un'intervista non a caso ripresa da Ilvo Diamanti: il Veneto sarebbe maturo per uno Stato federalista, ma questo Stato centralista e burocratico alla mia regione autonoma l'autonomia non la concederà mai. Questo è uno degli aspetti da approfondire nel pensiero di quella classe dirigente che per altri aspetti appare contraddittoria. Straordinariamente lungimirante, pensiamo appunto all'ideale autonomista, ma anche salda nei propri principi, tanto da poter resistere alle spinte eversive di quell'estremismo terrorista che in Veneto ebbe un ruolo non marginale negli anni di piombo, ma anche in apparente ritardo rispetto alle istanze del nuovo mondo emerso con forza dalla rivolta studentesca del 1968 e con l'autunno caldo del 1969, che rappresentarono un momento di rottura profonda nella storia sociale e politica del nostro Paese. In quegli anni i principali partiti popolari, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano, furono colti alla sprovvista dei movimenti studenteschi e operai che avevano portato in piazza temi nuovi: emancipazione culturale, diritti civili, critica al consumismo, femminismo ed ecologie. Queste erano rivendicazioni che andavano oltre il tradizionale conflitto capitale-lavoro e sfidavano le categorie politiche consolidate. È anche vero che, e bisogna ricordarlo, che in quegli anni di Tomelleri alla guida della Regione Veneto furono certamente anni difficili e senza dubbio drammatici, lacerati dalla strategia terroristica, inaugurati nel 1971 dalla rottura degli accordi di Bretton Woods e successivamente segnati dalla crisi energetica che dopo la guerra dello Yom Kippur pose fine al ciclo di sviluppo economico che aveva caratterizzato l'Occidente negli anni 50 e 60, con conseguenze pesantissime, dall'austerity all'inflazione devastante che colpì l'Italia e appunto i propri ceti più deboli. Possiamo dire che la lezione storica proveniente da figure come Angelo Tomelleri, pur fra le tante contraddizioni che non mancano, ci insegna che politica e istituzioni devono saper anticipare i cambiamenti sociali e culturali, non inseguirli. La chiave è il dialogo costante con le nuove generazioni, la capacità di rinnovare il linguaggio politico e di includere temi che riflettono le trasformazioni reali e non supposte della società. Se vogliamo evitare di essere nuovamente colti impreparati di fronte ai cambiamenti, dobbiamo costruire un sistema politico e culturale che sia più aperto, flessibile, capace di ascoltare chi chiede non solo riforme, ma anche nuovi paradigmi e i saldi ideali di giustizia. Spero che gli storici possano indagare a fondo su quegli anni, su figure come Angelo Tomelleri, ma anche su fenomeni particolari come l'asse singolarissimo che proprio in quel decennio andava delineandosi tra PC e parte della magistratura in un abbraccio che, non lo dico io, ma Luciano Violante, dopo un paio di lustri, portò alla delegittimazione di partiti come appunto la DC o il PSI,
con conseguenze e storture che giungono sino ai nostri giorni. Tocca agli storici affrontare con coraggio e tanta onestà questi temi. Ringrazio ancora l'Associazione Consiglieri del Veneto, l'avvocato nonché consigliere regionale Alberto Bozza, che da buon veronese ha voluto ricordare Angelo Tomelleri, dandoci così l'occasione di riflettere sul nostro Veneto, su un decennio, gli anni 70, articolati, contraddittori, complessi. E infine vi ringrazio per la pazienza che avete avuto nell'ascoltarmi e colgo l'occasione a tutti voi di augurare giorni, se possibile, sereni per le festività natalizie e un fine anno, sperando che il 2025 possa portare quella pace di cui il mondo e soprattutto i più poveri e i più deboli hanno bisogno. Io vi lascio perché torno in aula, che appunto c'è un po' di movimento su alcuni emendamenti. Sicuramente un amico come Luciano Righi, che spesso nelle occasioni con cui ci troviamo mi racconta di quegli anni, penso che molte delle cose che ha vissuto in quel decennio la Regione Veneto possano essere sviluppate in questo ambito, ma come vi ho detto, come Consiglio regionale stiamo approntando un volume che mi auguro possa far luce, anche magari con qualche approfondimento, sulla figura di Angelo Tomelleri e su quello che furono i primi 10 anni della Regione. Buon lavoro, Alberto. Grazie Presidente Ciambetti per aver condiviso questo momento importante, voluto fortemente questa giornata assieme e anche per aver dato, credo, una descrizione importante della figura di Angelo Tomelleri in tutti i passaggi che l'hanno visto protagonista nella vita professionale, nella vita politica e nella vita dello sviluppo della nostra regione e anche del nostro territorio, chiaramente veronese. Saluto anch'io i colleghi Casali e Andreoli che sono oggi intervenuti. Ringrazio ovviamente, oltre che Luciano Lighi, già assessore, a cui poi cederemo la parola, Luigi Covolo per la condivisione anche organizzativa di questo momento, sempre dell'Associazione Ex Consiglieri, Silvano Zavetti, che è Presidente nazionale dei Consiglieri Comunali Emeriti, nonché di Verona, e Carlo Tomelleri, oggi qui in rappresentanza ovviamente della famiglia, e credo che meglio di lui si possa descrivere anche la figura dell'uomo Angelo Tomelleri, al di là ovviamente di tutte le sue performance in termini politici. Ci sembrava giusto e doveroso oggi fare questo momento perché 100 anni dalla nascita di colui che di fatto ha inaugurato e guidato la stagione fondativa della Regione Veneto, in un momento in cui la politica gestita e governata con grande responsabilità ma anche con grande lungimiranza dalla Democrazia Cristiana sono stati due momenti che hanno reso di fatto l'attività di Angelo Tomelleri importante, e credo che oggi sia ancora d'esempio nel ricordarlo, ma anche ricordare quella stagione e anche quella capacità politica, da una parte del dialogo ma dall'altra anche, come si diceva, quella grande intuizione che vide nella sua attività di programmazione. Con lui, diceva il Presidente prima, è nato lo Statuto, ma c'è stato anche un programma regionale di sviluppo che addirittura riusciva anche già in quell'epoca a guardare a una visione europeista. E io credo che questo sia un importante valore aggiunto che dovremmo prendere, ancora oggi, quell'importante eredità di esperienza che ci dovrebbe oggi, come anche noi attuali politici e rappresentanti di istituzioni, ancora guidare, no? Nella scelta della condivisione, della responsabilità, della concretezza, della pragmaticità e anche di saper far rete con la politica, non solo partitica, ma la politica a 360 gradi, perché se noi vogliamo davvero portare avanti la stagione delle riforme, portare avanti anche quella che è una stagione di credibilità rinnovata della politica e della classe dirigente, credo che dovremmo prendere esempio da figure come Angelo Tomelleri, che hanno dato tantissimo non solo nella politica veronese locale e anche nella politica veneta, ma ha avuto anche
come dire, azioni che sono andate al di là della questione geografica territoriale e sono andate, come dire, sono state di esempio anche in quella che è la politica di ispirazione nazionale, quando lui poi ha ricoperto anche il ruolo di senatore, ma ricordiamo sempre grande esponente di un grande partito che è quella della Democrazia Cristiana. Chiudo dicendo che proprio perché Angelo Tomelleri nasce a Verona, svolge la sua attività politica anche in provincia, in comune, credo che sia importante l'anno prossimo, quindi questa è un'anticipazione che possiamo dare, verrà ricordato nella sua Verona, nella sede della provincia di Verona, già in accordo col presidente attuale della provincia Pasini, che vi saluta e che sarà felice di organizzare con noi questo momento celebrativo con testimonianze di persone che hanno vissuto o con lui o comunque hanno ereditato, diciamo, questo ricordo di Angelo Tomelleri, e si confronteranno, dicevo, nella prossima primavera nella città di Verona con l'organizzazione della Regione Veneto, che sarà in prima fila, con la provincia di Verona e con tutti voi che ci auguriamo possiate contribuire nell'estendere anche il programma nella prossima primavera. Io ringrazio per questo momento e darei la parola a Luciano Righi, già assessore della Giunta Tomelleri, per un saluto e un ricordo. Ma voi capite intanto la mia emozione, no? Ma adesso prima di questo devo ringraziare sentitamente per l'invito innanzitutto la mia associazione dei consiglieri, non degli ex, perché l'associazione fortunatamente raggruppa gli ex, che sono ovviamente in stragrande maggioranza, ma anche quelli che lo desiderano senza nessuna pressione, anche quelli in carica. E questo è un segnale molto bello che non sempre riscontriamo. Per esempio faccio parte anche dell'associazione ex parlamentari e qui purtroppo sono ex. È un segnale molto bello perché dimostra una continuità fra coloro che sono stati e coloro che hanno la grande responsabilità oggi di guidare la regione, mentre purtroppo a livello nazionale non c'è esattamente questo atteggiamento. Ecco. Mentre dovrebbe esserci, è come se un figlio non riconosce il proprio padre, in poche parole. Ecco. Quindi scusate se mi sono levato questo sassolino, ma sono segnali importanti questi qua e considerazioni molto importanti. Quindi ringrazio l'associazione, tra l'altro, di avermi delegato a rappresentarla oggi, probabilmente anche per il fatto che ormai sono il più anziano della compagnia. Se parliamo della Giunta Tomelleri, io entro nella seconda Giunta Tomelleri, 75, io sono uno dei sopravvissuti, che sono attivi, credo di essere ormai l'unico. E questo dimostra anche quanto vecchio sono. Però vecchio ma ancora lucido e con memoria storica. Quindi il secondo ringraziamento lo rivolgo a lei, caro consigliere D'Ossa, perché so che lei è stato quello che ha spinto molto per questo ricordo. E ovviamente non posso non ringraziare il presidente Ciambetti, che mi ha segato tutta l'erba, perché quello che ha detto lui è la storia di Tomelleri, ma anche la mia storia. Però c'è qualche spazio ancora per me, per qualche... Quanti minuti mi dà, consigliere? Ma guardi, dobbiamo fare una carrellata di circa un quarto d'ora per tutti. Allora devo stare sintetico. Ho già portato via 3 minuti in più. Vabbè. Quindi il ringraziamento, voi avete capito che io sottoscrivo totalmente, perché la ricostruzione del presidente Ciambetti, devo dire che è da manuale, più le sue considerazioni sull'attività anche politica, che era un'attività che preparava nel partito, nei partiti di allora. Io sono partito, pensi, dopo la rivolta d'Ungheria nel 1956, ero ragazzino, studente ancora, e lì i partiti già raggruppavano, indirizzavano, ma specialmente preparavano la classe dirigente. Io quando sono entrato poi ho fatto 2 mandati in consiglio comunale a mia città, poi 2 mandati interrotti prematuramente in regione e poi 2 mandati parlamentari, ma si arrivava parlamentari dopo
tutta una lunga esperienza e una grande preparazione, cosa che oggi, diciamo, vediamo non essere più così. Non bastano i click su un computer per diventare un parlamentare, insomma, ecco, ci vuole una sedimentazione, un'esperienza, una preparazione, perché si lavora sulla pelle della gente, sullo sviluppo della nostra comunità locale, regionale e nazionale, e quindi insomma è come fare da parte di un medico un intervento chirurgico, ecco, non si può affidare a qualsiasi improvvisato. Terza cosa, sono lietissimo di rincontrare sto ragazzotto qua che lui non si ricordava, se non pur vagamente, ma con Tomelleri facemmo un viaggio in Russia quando c'era ancora il regime duro, ma già sulla scia della Serenissima la regione del Veneto, merito anche del grande presidente, del suo primo presidente, lavorava anche, sia pur con le dovute prudenze, con situazioni come Cina, come Russia, e dove abbiamo fatto anche qualche cosa probabilmente di interessante, oltre alla comunità ovviamente Alpe-Adria, cioè noi non avevamo potere in politica internazionale, però insomma trattando un poco col governo ci consentiva anche di fare un ruolo di carattere internazionale. Entro un attimino solo sulla figura di Tomelleri, innanzitutto per ricordare che un mio contributo, credo, abbastanza comprensivo di tutta quella che è la mia esperienza di fronte a questo grande presidente, che ovviamente ho conosciuto prima nel partito, no? Era già famoso quando è diventato presidente della regione, per il suo background e per essere passato per essere un grande pragmatista. È vero, era un grande pragmatista, che però faceva funzionare la macchina, non lasciava passare i tempi, per esempio, del bilancio. Io ricordo, mi pare di essere sicuro addirittura, che non ha mai portato all'esercizio provvisorio, ci faceva sudare sangue in giunta fino alle 3, alle 4 di mattina, ma chiudeva nei termini e presentava il bilancio al Consiglio regionale nei termini, perché si evitasse di andare oltre e perché lui voleva che poi la macchina funzionasse, eccetera. L'altro aspetto è di aver superato, certamente, vado per flessa a questo punto perché, ripeto, ho dato questo contributo nel libro Angelo Tomelleri, diciamo così, curato dal professor Agostini, docente di storia a Padova, e che ha raccolto una serie e un altro manuale che spero venga, nell'occasione di questo incontro veronese, venga presentato questo libro, come è stato giustamente presentato il libro di Orcalli, che è stato anche presidente del Consiglio regionale qualche settimana fa in questa sede. Perché lì c'è una raccolta di testimonianze importantissime e che non solo delineano la figura, ma inquadrano questa attività della regione, dei primi 2 mandati in particolare, nell'ambito di un contesto storico che io ho vissuto con la mia pelle con Tomelleri. Allora, per esempio, sulla questione delle Brigate Rosse citate dal nostro presidente Ciambetti, ecco, i 2 più minacciati erano lui e il sottoscritto. Lui perché era il presidente, ha avuto anche l'attentato. Io che ero minacciato perché arrivava in regione un giorno sì, un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, la famosa ciclostile con la stella a 5 punte, dove dicevano tu sei l'assessore al lavoro, praticamente ti facciamo fuori, arrivavano le telefonate notturne, ci svegliavano alle 3 di notte, la famiglia, la moglie, e per tranquillizzare hanno sbagliato il numero, ma erano loro, insomma, ecco. Quindi ciò nonostante abbiamo affrontato questa emergenza, credo con una certa virilità, pertanto se volevano ammazzarci qui a Venezia io facevo 2 strade, o una o l'altra, sapevano grosso modo loro, anche se io tentavo alla sera alle 9, 8 e mezza, quando uscivo, di alternare un quarto d'ora prima, ma era un gioco da ragazzi. Io sono stato solo fortunato, coordinando gli assessori di tutta Italia del mio settore, che era industria, commercio, artigianato, energia, problemi di lavoro, fiere, mercati, eccetera, quindi a parte economica, diciamo, e io ho visitato tanti miei colleghi gambizzati. Io sono stato solo fortunato. Tomelleri e il sottoscritto diedero addirittura per un certo periodo anche la macchina blindata, insomma, ecco, per dire. Però abbiamo affrontato questa emergenza, credo con virilità, ma anche l'ordinario.
nel 75 io entro la seconda legislatura, è stata la legislatura del decollo, la legislatura che ha ancora oggi il più alto numero di leggi approvate, ma era una cosa anche logica perché diciamo così, l'impianto legislativo dopo lo statuto della prima legislatura, i palazzi, le sedi eccetera, è stata la seconda legislatura. E quindi gestire l'emergenza, gestire l'ordinarietà con una visione però prospettica, la visione lungimirante, quella che qualificava il politico, cioè guardare avanti, non al contingente. E lì è nato, grazie ad averlo citato, il famoso piano di sviluppo, che poi conteneva in sé anche i progetti. E io per esempio nel mio settore avevo da attuare e sono riuscito ad attuare il progetto per il settore secondario e mercato del lavoro. C'era il progetto montagna, il progetto agricoltura, il progetto trasporti, no? Quindi settorialmente poi si qualificava e si dava attuazione. Ecco, questo era la visione da un lato e poi i meccanismi attuativi dall'altro. Questo è stato il grande disegno delle legislature regionali. Io poi ho continuato anche col presidente Bernini per 3 anni, perché poi mi sono ritrovato con il mio grande presidente alla Camera e lui al Senato, e devo dire anche lì abbiamo continuato sulla base di un'esperienza pluriennale nell'amministrazione, sia comunale prima, poi regionale, quindi una grande carico esperienza, ma anche con i contatti continui con le istituzioni locali, i nostri sindaci, le associazioni di categoria, i sindacati, eccetera, per cui c'era un'interlocuzione con la società civile, che poi era la società reale, per far fronte a quelle che erano le esigenze e le prospettive di sviluppo non solo economico e sociale, ma anche culturale e di aggregazione e di visione anche del futuro. Ecco, questo è stato il risultato e io ho avuto l'onore quindi di aver fatto parte di questa compagine, perché si lavorava in squadra e poi anche a livello nazionale nel Parlamento nazionale, dove, e chiudo con questo pensiero, tutti noi radunati, tutti i parlamentari, ministri, compreso il citato Bisaglia, Rumor e altri, abbiamo eletto, in particolare il sottoscritto con grande soddisfazione, come coordinatore dei deputati veneti e dei senatori veneti che dovevano poi portare avanti, oltre che alle visioni nazionali, anche quelle particolari del Veneto. Ecco, abbiamo eletto come nostro coordinatore nazionale dei parlamentari veneti Angelo Tomelleri. Grazie a Luciano Righi. E non so se a posto. Allora, intanto ringrazio anche la presenza ovviamente sempre dell'Associazione Consiglieri Regionali, l'Avvocato Fabio Gava, che è qui presente in rappresentanza, e adesso lascerei allora la parola all'altra Associazione Nazionale dei Consiglieri, questa volta Comunali Emeriti, Silvano Zavetti, per un saluto da parte sua. Grazie Alberto. Ecco, io sono il presidente di un'associazione consiglieri emeriti, che chiamano emeriti del Comune di Verona. Se fosse ancora Angelo Tomelleri sarebbe sicuramente iscritto alla nostra associazione, che abbiamo ex sindaci e ex parlamentari, quindi sono sicuramente. Io vorrei riprendere brevemente un accenno che ha fatto prima il mio amico Righi, che ho rivisto dopo tanto tempo con grande piacere, quando parlava di Angelo Tomelleri pragmatico, intendendo con questo il ruolo di chi risolve i problemi senza tante visioni, ma li risolve comunque. Io vorrei completare questo ragionamento, perché se è pur vero, proviamo un attimo a ragionare, se è pur vero forse che si può per esempio fare il presidente dell'autostrada del Brennero, con un sano pragmatismo può anche darsi, ma presidente della provincia di Verona e presidente della giunta provinciale sicuramente con solo pragmatismo non si può fare. Deve per forza accedere a quella che è l'arte più importante, ha detto bene il presidente prima, che è la politica. Tomelleri sapeva risolvere i problemi in questa visione della politica anche quando sono proposti in maniera contraddittoria. Io sono stato 7 anni in giunta a Verona, ricordo bene quanto la gente pone problemi uno al posto dell'altro, tutti legittimi, tutti giusti, o addirittura chi non propone mai problemi, perché l'importante è capire quando la gente non dice niente, la gente apre il problema e non dice niente. Tomelleri sapeva accogliere e sapeva fare delle scelte forse anche non condivise dai contemporanei, però le scelte vere che alla fine si dimostrano di essere quelle giuste.
Tomelleri da politico sapeva mediare, ma non la mediazione banale, quella che uno chiede 10, l'altro chiede 8 alla 9, quello è un problema, non esiste. Sapeva mediare all'11, al 12, nel senso che sapeva inquadrare il contrasto in una visione più grande dove tutti si trovavano risolti i loro problemi. Questa è la capacità politica. Tomelleri sapeva non solo fare questo, sapeva anche motivare la classe burocratica. Voi sapete meglio di me che non c'è nessunissima idea politica se non c'è la classe poi burocratica che le realizza. Uno può dire quello che vuole, se poi la struttura non realizza non c'è niente da fare. Tomelleri sapeva, come altri naturalmente, dare un significato all'attività della burocrazia, sapeva inquadrare le loro attività in un disegno più grande in cui loro capivano di essere protagonisti di una cosa del genere, quindi si sentivano attori in questo senso. Io questo ricordo di Tomelleri, che ho conosciuto anch'io personalmente, ricordo questa capacità. Quindi Tomelleri era ricordato a Verona come un grande personaggio. Stamattina mi confermavano il figlio e il genero che quello che io ho sempre pensato, nel 1980 è stata offerta a Tomelleri il fatto di diventare sindaco di Verona e chiaramente lui non ha accettato, sarebbe stato un grande sindaco, non ha accettato, dopo è andato al Senato per 2 anni, però poteva fare il sindaco di Verona, quindi è una cosa importante. Noi vogliamo ricordare, ha detto bene prima il collega, perché è stato anche lui assessore in Comune di Verona e consigliere comunale, Alberto Bozza, noi vogliamo ricordare Angelo Tomelleri in giugno, penso, a metà del prossimo anno, con un grande convegno perché coinvolta la provincia per farle approfondire il pensiero, approfondire l'attività che ha fatto. Diceva bene il Presidente, ha fatto una relazione completa, un libro di biografia di Tomelleri. Su questa linea va approfondito il dibattito. Ricordo, io personalmente ho un ricordo di Tomelleri, persona austera, una persona che dava un massaggio di signorilità e anche, se volete, di distacco. In realtà, mi confermano i parenti, era tutt'altro nella vita normale, era affabilissimo, un padre affabilissimo, amorevole e anche un nonno altrettanto vero. Nel partito era un uomo che dava un senso di rispetto, io ricordo bene in questo senso. Quindi io sono contentissimo, ringrazio, lo farà anche poi il figlio, ringrazio Alberto che si è prodigato, immediatamente ha colto, quando abbiamo proposto questa cosa, ha colto immediatamente il valore di questo ricordo di Tomelleri e in questo senso penso ci rivediamo tutti in giugno a Verona. Grazie. Grazie a Silvano Zavetti e allora adesso chiedo a Carlo Tomelleri, penso possa parlare solo lui a nome dei Tomelleri in questo contesto, essendo ovviamente il figlio e quindi lascio a lei la parola per un ricordo ovviamente di Angelo e anche per quello che può essere un'aggiunta rispetto a quello che è stato detto già in questo contesto oggi. Grazie. Innanzitutto porto i saluti di mia madre, delle mie sorelle e anche a nome loro ringrazio il Presidente Ciambetti, il consigliere Bozza, tutto il Consiglio e l'Associazione dei Consiglieri Emeriti del Comune di Verona per questa occasione, per questa conferenza stampa per ricordare mio padre. Vi confesso che oggi sono particolarmente emozionato per vari motivi. Il primo perché sento forte la presenza di mio padre e dopo quasi 40 anni dalla sua scomparsa per me ha una valenza particolare, lo confesso. Il secondo motivo perché ho l'occasione con estremo piacere di condividere e vivere i luoghi che mio padre a cui mio padre ha dedicato un'importante parte della sua vita. E io ero piccolino quando lui era presidente della Regione Veneto, quindi non capivo il significato di quello che stava facendo, non capivo quella che poi, come ho potuto comprendere successivamente, per lui era proprio una vera missione. E quindi oggi sono particolarmente emozionato perché appunto vedo qui le stanze, i luoghi dove lui ha passato una parte molto importante della sua vita e per la quale si è prodigato molto. Infine sono particolarmente emozionato perché, come spesso mi è accaduto in questi anni, ogni qualvolta sento, leggo, ho l'occasione di avere testimonianze che ricordano mio padre, sono attestati di stima enormi, sono testimonianze affettuose e questo non possono altro che rendermi
estremamente orgoglioso di lui. Quindi brevemente volevo chiudere dicendo grazie ancora, soprattutto perché con questa conferenza si continua a tenere alta e viva la memoria di mio padre, e questo alla nostra famiglia fa enormemente piacere. Grazie. Grazie di cuore, e insomma ti lascio l'ultima parola in chiusura, così almeno... Solo per riaffermare che come associazione dei consiglieri regionali, lo ricordava prima Righi, noi stiamo sostenendo anche con altre iniziative la possibilità di costruire una collana con una serie di personaggi, e non v'è dubbio che Tomelleri, essendo il primo presidente, e su lui abbiamo commissionato un libro che è stato pubblicato e che credo sarà uno degli oggetti di riferimento per quanto riguarda l'iniziativa di Verona, ma anche con altri, perché pensiamo che attraverso questo ricostruire anche una memoria storica della nostra regione, del Consiglio regionale e di quanti hanno contribuito a far sì che il Veneto sia la regione che oggi è. Non dimentichiamo che quando parliamo di Tomelleri, io ovviamente ero un ragazzino a quel tempo molto, però ero già impegnato nel sindacato, e quindi il riscontro di Tomelleri ce l'avevamo nel momento in cui avevamo i confronti, e io parlo ad esempio che in quegli anni si è dato vita all'elaborazione del primo piano regionale di sviluppo, al primo piano sanitario, che hanno gettato, e al piano ad esempio per le attività produttive, che hanno gettato le basi. Io ricordo ancora ad esempio anche l'altro piano fondamentale delle grandi infrastrutture che hanno creato le condizioni perché il Veneto potesse essere quello che oggi è e quello che è diventato, cioè una delle locomotive del nostro paese. Tutti sanno da dove eravamo. Io in parte ho vissuto quegli anni, sia pure molto, non avendo in quegli anni ruoli fondamentali, ma certamente avendo la percezione di quello che si stava facendo e soprattutto di quello che si voleva e si pensava di fare. Ripeto, noi stiamo lavorando in questa direzione, quindi saremo sicuramente come associazione presenti nell'iniziativa che faremo, e parteciperemo anche, se voi siete d'accordo, alla organizzazione e quindi anche alla determinazione che in questa direzione si possa fare nel ricordare un personaggio e insieme ricordare quello che ha rappresentato nella nostra realtà regionale e soprattutto per quello che ha dato al Veneto nel suo insieme. Grazie. Quindi terminiamo qui ringraziando ancora Righi, Covolo, Zavetti e Carlo Tomelleri, per la partecipazione Fabio Gava e anche Roberto Bin, in rappresentanza sempre della famiglia, e poi insomma i colleghi che sono intervenuti qui oggi, Casali e Andreoli, a testimonianza insomma della vicinanza, del ricordo, insomma anche della, come dire, tentare di proseguire timidamente in quella che poteva essere un tracciato che già Angelo Tomelleri ci delineò, e l'anno prossimo ci saranno altri 2 appuntamenti di ricorrenza che ricorderanno appunto sia la fine del mandato che ovviamente anche diciamo il momento in cui ci ha lasciato Angelo Tomelleri, per cui insomma è un altro anno di ricordi, un altro anno di anniversari, per cui penso che sia doveroso aggiungere ancora ulteriori importanti elementi e soprattutto i ringraziamenti. Grazie per aver partecipato, ci vediamo allora nel prossimo Primavera Verona.